Buongiorno e ben trovati alla rassegna stampa di TG Plus di oggi 20 giugno. Andiamo a partire con la nuova di Venezia e Mestre per la provincia di Venezia. Vedete, rivoluzione via WhatsApp, biglietti ACTV. Addio code, da oggi Venezia si possono comprare con il cellulare e con un QR code. Investiti 5 milioni, il servizio permette di acquistare anche ticket per l'aeroporto Marco Polo. Nord-Est Economia racconta la fiera della crocieristica del mare, dal mare ai territori. Posti in RSA e liste d'attesa, grido d'allarme della CIS, questi sono ottimi argomenti per gli approfondimenti di Focus, conti falsificati per i sussidi, bufera sul team di ginnastica, questa indagine a Jesolo che già da ieri è partita e non si ferma più. Concessioni, Jesolo Turismo gioca d'anticipo via la proroga. E poi altre notizie che vedete in alto che vengono portate anche in pagina nazionale, ma andiamo a vederle anche negli altri giornali, per esempio sul Gazzettino, stop figli con due mamme, vedete Padova, la procura impugna gli atti di nascita registrati dal 2017, legittimi sindaco, vuoto legislativo. Ed Electrolux, strategica, useremo i poteri speciali. I malumori del PD, Schlein punta sul Movimento 5 Stelle, soli non si vince, si stanno facendo già questi accordini. E poi anche a Pordenone l'atleta congolese che otterrà la cittadinanza, Mifri sarà italiana e andrà agli europei a rappresentare l'Italia. Una bella cosa. Diagnosi dei medici, malata per colpa dei bulli, è una storia di una bambina tredicenne, ogni mattina si alza con la febbre e soffre di fobia scolastica, quindi anche questa è una faccenda interessante da sviluppare nei nostri approfondimenti. Per i trasporti, un'estate di rincari secondo il Corriere del Veneto, incrementi del 20% sui biglietti e abbonamenti, penalizzate soprattutto gli studenti. Pedemontana Zaia contro la Brescia-Padova, Casello è in ritardo. E la fotonotizia con questi bei colori, il PM no ai bimbi con due mamme, ma Giordani non si arrende, la procura a annullare 33 iscrizioni anagrafiche del sindaco. Il sindaco poi comunque si batterà come un leone per questa cosa, visto che è stata una sua decisione. La CTV che parte la rivoluzione digitale. Notizie Plus, andiamo a vedere anche la pagina di Venezia. Spinea, ottantenne, trovata granata in casa, bella cosa, meno male che era inerte, ma comunque una granata in casa non è il massimo da trovare. New Way, il nuovo servizio contro le dipendenze, e a Jesolo un uomo arrestato per tentata rapina e danneggiamento, è fermato dai carabinieri. Poi l'aeroporto Marco Polo, maxi sequestro di sigarette di contrabbando. Queste e altre notizie nelle pagine che trovate anche in Tubi Plus e Notizie Plus, e poi naturalmente via via durante la giornata anche tutte le altre.